con Giovanni, perché visto che questo le gioca tutte, ma 5 minuti in Champions League te li fa fare 5 minuti 5 o no? Spero anche di più. È un'emozione, no? La Champions è qualcosa di indescrivibile per un calciatore, soprattutto per un giovane come te. Sì, non vedo l'ora di sentire la musichetta. La musichetta. Tu lo sai come il Maradona accompagna la musichetta, lo sai, no? Sì, l'ho sentito con per l'urlo TV. finale ha fatto storia, speriamo che sia così anche quest'anno. Mi fai un bilancio di questo ritiro, prima quello di Maro e poi questo di Castel di Sangro, tuo personale, come è andato? Ma cioè in che senso? Nel senso, dal punto di vista del lavoro in campo, dal punto di vista delle serate, perché ho scoperto che ci sono ballerini, cantanti, DJ. È stato divertente, ma comunque in campo abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto tanti doppi, è stato anche un sacrificio comunque stare 10 giorni, 2 settimane sempre a lavorare, però è il nostro mestiere. Tanti giovani in questo